E sarà un bel mese che vedo che il ciel chi continua con l'acqua che la va e la vegna, il su che va e il vegna, e le quasi 3 settimane, quasi 20, che abbiamo una quadra a ogni dia, ogni sera. Ci sono stati acquazzoni, precipitazioni più forti del solito, abbiamo già visto immagini del Seveso in piena, ma sappiamo che in tutto il nord e in Lombardia, in particolare in alcune zone, ci sono state precipitazioni nel giro di un mese pari a quelle di un anno, almeno abbiamo sentito gli esperti del settore, con i fiumi in piena, con l'acqua che veniva giù a catinelle dalle grondaie, che ha allagato anche i campi. E anche stasera, intanto che si andrà a Cicciarà, adesso, l'acqua che la sbarlusissi sull'asfalto, sui prei del marciapè, perché le dremi giù a Camolacqua. E però due Roma che avevo pensato, perché 4 anni fa, quando facevo i nostri video sui proverbi di vecchi, e riguarda quel che dice che quanto al piove, o se il piove al dì della scienza, per 40 di semminga senza. Ebbene, è vero che appunto è dalla fine di aprile che abbiamo il tempo un po' così, diciamo, perturbato, un po' che va e viene, ma è vero anche che il giorno dell'ascensione, cioè il 9 di maggio di questo mese, c'è stato effettivamente un acquazzone non fortissimo che è venuto, e però da lì ha cominciato a piovere, e ogni giorno poco o tanto, bene o male, ha piovuto. E anche se podun dire che il proverbio sul dì della scienza, il gaminga che fa con la scienza, nel senso che gli scienziati non saranno d'accordo con queste previsioni dei proverbi dei vecchi, però sta di fatto che anche stasera la vengiò il PF, e speriamo di avere un po' di su, però come disse il proverbio, se il PF è il dì della scienza, per 40 di semminga senza. Ciao ciao a tutti, arrivederci, ciao.